Siamo all'esterno della sala giunta del Comune di Agrigento, come vedete la porta è chiusa, è in corso un vertice da 2 ore, la stampa, malgrado fosse stata invitata, non ha la possibilità di intervistare nessuno dei partecipanti. La nostra emittente è riuscita comunque, grazie al lavoro della redazione, ad avere le notizie riguardanti il vertice. Il viadotto Acragas che collega Agrigento a Porto Empedocle non verrà abbattuto, questo in sintesi l'esito dello stesso vertice. Attorno al tavolo l'ANAS, il primo cittadino della città dei Templi, Lillo Firetto, il Libero Consorzio, il Parco Archeologico, la Forestale e la Soprintendenza. Per l'ANAS dunque si procederà con la gara per il consolidamento del viadotto Acragas conosciuto come Ponte Moranti. Si è discusso anche di un percorso alternativo ma come soluzione complementare e non in sostituzione del ponte. In questo caso si tratterebbe di una strada rasoterra. Sul vertice e sulle possibili soluzioni vi aggiorneremo con le prossime edizioni.